Omicidio del commerciante di automobili Francesco Simone a Favara. La procura di Agrigento invoca la condanna di Stefano Nobile. Il pubblico ministero di Agrigento Maria Cifalinò, a conclusione della requisitoria, ha invocato la condanna a 16 anni e 8 mesi di carcere a carico di Stefano Nobile, 59 anni, di Favara, arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento lo scorso 19 maggio, perché è ritenuto responsabile dell'omicidio del commerciante di automobili Francesco Simone, 69 anni, di Favara, ucciso in contrada Crocca il 7 dicembre del 2023, innanzi alla sua abitazione in campagna. Stefano Nobile, giudicato in abbreviato e quindi beneficiante dello sconto di pena di 1/3, è un vicino di casa di Simone che non risiede stabilmente a Favara e che avrebbe sparato 5 pistolettate infiammate dal movente di banali contrasti di vicinato. Una stradina di passaggio, secondo il pubblico ministero Cifalinò. A Favara, in contrada Poggio Muto, nella zona conosciuta come Crocca, vi sono tante residenze estive dei favaresi, dove amano ritagliarsi degli orticelli da coltivare. Tradizione che si tramanda e tanta passione. Anche Francesco Simone, l'assolata mattina della vigilia dell'Immacolata, ha trascorso gli ultimi istanti della sua vita in campagna, nell'orto della sua abitazione di villeggiatura alla Crocca, tra ulivi e mandorli. Colui che lo ha assassinato avrebbe approfittato dell'isolamento della zona tra autunno e inverno, un'occasione propizia per sparare e scappare senza rischi. A testimonianza che Francesco Simone sia stato all'opera campagnola, vi è stato il suo giubbotto trovato appeso al ramo di un albero. Stefano Nobile è assistito dall'avvocato Giuseppe Barba. La famiglia Simone si è affidata all'avvocato Angelo Piraino.